Ciao, benvenuti o bentornati sul canale Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video. E oggi ragazzi, nuovo video dalla villa Elitze. Oggi signori, come avete visto dal titolo e dalla miniatura, faremo una Accuracy World Cup Football Challenge. Dove? In piscina. No, dove? Dove? Ma che sta facendo? Dove? Cazzo, trova la prostata questa. No, Andri. Porca miseria. Ma dove la facciamo però? La facciamo da qui verso lì. Non so, ma dove siamo? In Villa Elitze! Come state vedendo alle nostre spalle ci sono 3 porte. La più grande vale 1 punto, la più piccola vale 3 punti, quella centrale 2 punti. Ovviamente per passare il turno e andare in semifinale ognuno di noi dovrà calciare 3 volte e accumulare più punti possibili. Detto questo, prima di cominciare lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al mio canale per arrivare a 200.000 iscritti, a tutti quelli che trovate in collaborazione, commentate consigliandoci altri video da fare qui dalla villa. Crossbar, bonus, tiro bonus al crossbar, No, mi dispiace, non funziona così. Primo tiro fallito. Allora, io voglio andare soft, voglio andare prima sulla quella da giunta. Vai. Mi sei da proprio nel bordo, guarda là, guarda che sfortuna la vita mia. Raga, la prima volta con la maglia, come vedete portato, fatemi sapere come sto, La chiave. Vai CR. Che strano Ronaldo. Guardo! Sono fatti padroncini di Malen. Andando. E tiri mo. È più scivoloso il tiro. Vai. Tira in coppa, tira. Vai Harry, vai. Ai addio. Vai Harry, fai il primo punto della stagione. Strano. È strano, Vabbè, un punto. Partiamo da 1, poi saliamo 2, poi andiamo a 3 e poi vediamo, dai. Non è toccata, puoi andare. Vai, rifai. Non ti permettere di toccare mio fratello. Oh! Godo, questi non rimbalzano. Allora. Porca troppa. Dai, ciabatte, la Juve. Aia. Dagliela. Oh madonna! Madonna te sfondo, Dio santo. Media ground. Oh! È bucato pallone. No, sulla loi vera. male il tiro, però per poco. Mi sono stirato. Antonio! Oh, Anto! Antonio Fusco! Ma che ci da fare? Più 1 fa 2. Sicuro Anto? Arrivo. Correggia in faccia a Sciale, ti prego. Messi con la posizione di Ronaldo. Dai, ritorno dai lì ragazzi, tranquilli. Devi stare a zero, Dopo la traversa il palo, Non lo so, La legna c'ha. Che non è giornata, Anto. Vado col mio secondo tiro. Assurdo, 2 punti. Traversa gol. C'è chi prende palo e traversa. Invece mi traversa gol. Incredibile, incredibile. Vabbè, la mia vita! Riflessi di ragno. Altro tarallo. Porco. Oh Harry. È sconcentrato. No, Harry! Ma proprio così, l'effetto così fa. Guarda qua. Però perché non rimbalza nell'acqua? Rimbalzata. Ma madonna santa, e mo che faccio domani? Come mi muovo? La gamba. Maledetto punto. Anto, rispondi come sei tu. Riprovo a fare il tiro così. Alto! Hai fatto 2 prima, quindi un cazzo di fare 5. Invece resto 2. Viva! Nessuno è a 3 punti, maestro. Nessuno. Guardi questo tiro. Hai tirato giù la traversa. Sì, no, forza, raga. Terzo giro, signori. Sono a tarallo con pa. Ho preso un palo e una traversa. Oggi poi sei quello. Terzo tentativo. Un punto. Basta mettere il musetto davanti. Bravo. Guarda caso, con o senza crociato. Vince sempre. Lazzara. Sotto al 7! No, Dio.
facciamo, raga? No, voglio la Ciao. Ciao. Ci conosciamo. Cioè il mio gol ha fatto quest'aura. Ha fatto cadere la cam. Io sotto con te. Quindi sono qualificato. 6-7. Attenzione, tiro bonus. E Benny c'era. Il maestro! Entra in gioco il maestro. Volevo prendere quella da 3, Ma c'era super davanti. Lo so. Però che gol. Siamo a 3, veramente. 3 punti. Voglio, ma allora qua. Occhio, Vabbè, 2 punti. 2 punti. Sono ancora in su. Se faccio 3 sul passato sicuro. Vabbè, proviamo, dai. Nei momenti dove c'è più pressione. È proprio lì che faccio la differenza. Questa è la mia mentalità. Guardate qui. Bel tiro però, Con uno non mi qualifico, però. Bel tiro. Vabbè, non è detto ancora, Vediamo, dai. Allora, facciamo un attimo il recap punti. Laura. 2 punti. Chi ha 2? 2. Oh. E quindi allora, matematicamente Harry va in semifinale perché pure tu 3. Io ho 3 punti. Ok, entrambi in semifinale, dobbiamo giocarci gli altri 2 posti. Facciamo una cosa, un tiro a testa, quelli lei a parte, per vedere chi fa più punti e... Chi prende quella da 3 punti o quella da 2 in finale, dai. No, da 3. Secondo me bisogna prendere la piccola per andare in finale, secondo me, dai. Ok, spareggio a 4. A 4. Bene. Primo tiro sempre io. Questo me lo devo giocare bene. No, comunque non è giornata. Terzo palo della challenge. Non è giornata, 3 pali. E tiro bene. no. Allora, Harry, vai Tatti. dopo il 2 viene il 3, giusto? Vediamo. No, ma devi vedere il 3 per forza, se no non gioco le figure. Ok, Andrea, lo faccio per te. Va bene, grazie del coraggio. Porca miseria. Ma Ma è più difficile a pigliare palla che la porto, no? Oh, non... Cioè, mi è possibile... Ah! Oh, se segni hai vinto. Cosa? Sto cazzo. Sfilata nel locale, tutti le diciamo bambola. Bambola. E fischio da dietro indicandolo. Questo è per il maestro, raga. Il maestro! Quindi, signori, si ripete. Anzi, Nash, Andrea mica da tirare. Se prendo la 3 vado in finale, guardate ragazzi. No, Andrea. Mi vado? Ciao, tu devi mangiare pelle carne. Dai, dai, dai. Datino semifinale. Che gol! Che gol! Semifinale allora. Quindi mi ha eliminato. Mirko automaticamente in semifinale sicuro. E vediamo Antonio. Perché se fa più di Datino va Antonio. Vediamo un po' chi andrà in semifinale. Sì, Antonio. Oddio! Antonio, è l'occasione della tua vita. Anto. Antonio in semifinale. Ok. Loro sono passati prima di noi, quindi devono incrociato. Ok, allora Harry Mirko. Vabbè, perché mi No, perché io con Antonio Porca miseria. Vai, dici qualcosa. Qualcosa. Quindi signori è tempo di semifinali per questa Curaçao World Cup Football Challenge in piscina 2026. Il rimasto contro Antò, quindi Olanda contro Spagna e dall'altra parte l'uomo Fanta contro Harry Lazza. Germania contro Francia. Che lo spettacolo abbia inizio. Parte la Germania. Unghia? Harry basta colpire una porta. Vediamo come risponde la Francia. Abbiamo buttato alto. Germania ancora in vita. Ma ci fu un tempo. Vediamo Kimmich. Est-ce que je peux aller aux toilettes s'il vous plaît? 7 raga. Chi fa l'edit? Con Pius viene in birra con noi. Seconda semifinale, c'è l'Olanda sul punto di battuta. Vede il tempo che dice? Dice bene il tempo e il vento. Maestrale. Gira molto bene, vediamo se gira il suo pallone! Parte la Spagna. Bello!
Si va in finale. E quindi signori, la finale sarà Henry Lazza contro Cristian Massimino. Godo. Henry. Allora la coppa è qui, vediamo se se la giudica la Spagna o la Francia. Fatemi sapere adesso in questo momento secondo voi chi la vincerà. Prima di vedere la parte finale del video Ho qualcosa da dirvi. e vi dico che la finale dura mezz'ora. Bene. Prima che cala il sole, va bene. Vediamo il numero 11 della Francia fuori! Attenzione, c'è una grandissima opportunità per Cucurella che abbraccia l'Olanda. GT Challenge, Mondro fu. Ma 1 contro 1 mi piace. Queste. Magari prende palo, chi lo sa. Ma dai, Henry, però. Ma tanto sbaglia. Sicuro, sei confident? C'ha i piedi quadrati questo. Vediamo come risponderà sul campo È molto scarso. il 24 spagnolo che parte adesso! È mio fratello! È mio fratello! Non ci credo, signori. La Coppa del Mondo va a Cucurella. Arrivo. Tieni, Cristian! Tieni! Arrivo. La mia famiglia! Cioè, io mi la aspetto- mia! Mi aspettavo un'esultanza, nessuno esulta. Andiamo! Vabbè. E seguite Chef Franco! Dai. No! No, Henry, quando flammi. Stai piangendo, Si mette a pallone, non è che puoi vincere tutte le challenge, Oh! Ma poi hai detto che non ti interessava vincere questa challenge qua, non ti preoccupare, vincerai quella di domani. Quello a convenienza è il Tanto. fratello suo. Poi lo chiama tutti i giorni, non vi dico come. Di. Ma quando gli serve fa il video col Giustamente titolo nel suo. video precedente hanno litigato e Ciccio ha perso un pallone in mezzo a. Pallone, o il pallone più buono che tenevo. Cioè, l'unico pallone per fare è quello immaturo, sport, immaturo, incredibile. immaturo. Quindi ragazzi, ovviamente questo si merita un grandissimo edit. Cristian Massimino. sfida finalmente. Ah, lo possiamo dire. Semifinali. Grazie Enzo, E questa sfida ti costerà anche una bella bronchite perché fa freddissimo ora. Mio fratello ha vinto la Coppa del Mondo. Ma non eri così entusiasta prima di averlo nella famiglia? Vabbè. Quindi ragazzi, finisce qui questa Accuracy World Cup 2026 scusami un attimo. in villa. Che c'è? Perché sei così? Ma tu capi che challenge vinciuto? Allora, la challenge era Pazzotto. Hai fatto un punto. Tu di una coppa che è la mia. La coppa me la era. Primi disguidi qui in villa, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al mio canale e a tutti quelli che trovate in collaborazione. Ci vediamo presto dalla villa con altri video. Ciao!